Una sfida per 10 amministrazioni, 10 realtà diverse accomunate da una campagna elettorale supplementare in queste 2 settimane di ballottaggio. Non sono mancati veleni e colpi bassi, ma fra poche ore il verdetto sarà tutto nelle mani degli elettori. 657.000 i veneti chiamati alle urne e la grande scommessa, prima di tutto, è capire se verrà superato il 58% di affluenza registrato al primo turno dell'11 giugno scorso. 10 sindaci in ballo e 220 consiglieri comunali. Il tempo di strategia apparentemente ormai è finito. Restano i riflettori puntati sui 3 capoluoghi di provincia alla ricerca di una guida: Padova, Verona e Belluno. Nella provincia patavina al voto anche Vigonza e attesa per Abano per capire quale sarà il futuro nel comune commissariato per lo scandalo tangente alle terme. Nel veneziano il maggior numero di sfide per il ballottaggio, ben 4, da Mira a Milano a Jesolo, passando per Marcon. Nel veronese al voto a Cerea. Urne aperte dalle 7, alle 23 si chiudono le operazioni di voto e comincia lo spoglio per dare un nome ai sindaci e gli eletti. Sarà tempo di vincitori e sconfitti, di ripensamenti e feste. Immagini, volti e parole che Antena 3 seguirà da lunedì alle 12:30 con uno speciale elezioni con tutti i protagonisti delle sfide più attese.